Pensiero del giorno. Domenica 3 agosto. Essere vigilanti nell'amore. Pieno compimento della legge è l'amore. Lettera ai Romani, capitolo 13, versetto 10. In che cosa consiste concretamente questa pienezza e perfezione? Lo si ricava dai versetti precedenti, nei quali l'Apostolo ci descrive le varie espressioni e gli effetti di questo amore. Innanzitutto, il vero amore del prossimo non opera alcun male. Oltre a non fare alcun male, poi, questo amore ci spinge a compiere tutto il bene di cui il prossimo ha bisogno. Questa parola ci spinge ad un amore solidale e sensibile alle necessità, aspettative, diritti legittimi dei nostri fratelli, ad un amore rispettoso della dignità umana e cristiana, ad un amore puro, comprensivo, capace di condivisione, aperto a tutti, come ci ha insegnato Gesù. Questo amore non è possibile senza essere disposti ad uscire dal nostro individualismo e dalla nostra autosufficienza. La prima condizione per attuare l'amore cristiano è quella di non andare mai contro i comandamenti di Dio. Ognuno di essi, come si è visto, vuole portarci ad un amore sempre più vigile, sempre più delicato e rispettoso, sempre più concreto verso i nostri fratelli. Chiara Lubich, brani tratti dal commento alla Parola di Vita del settembre 1993. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.